great again! Signore e signori, benvenuti alla 8ª edizione della Festa del Musetto! 4 regioni d'Italia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino, non Alto Adige, Trentino e Lombardia si sfideranno a colpi di cotica per andare a definire chi sarà il vincitore, il campione del mondo 2026 del Musetto, o cotechino per chi non viene dal Veneto o dalla regione che lo chiama Musetto. Quinta edizione del campionato del mondo del Musetto, 8ª festa del Musetto, qui a Riese stasera sabato 17 gennaio, oltre 75 produttori Musetto da 4 regioni d'Italia si stanno dando battaglia per decretare chi sarà il campione del mondo. L'Ingonda Confraternita del Musetto, che lo organizza ormai da qualche anno, andrà a decretare chi sarà il miglior Musetto del 2026. Produttori di Emilia Romagna, Veneto, Lombardia e Friuli si sfidano davanti a 350 persone per questa festa che è diventata ormai uno dei momenti, il vero capodanno suino del Veneto. Lei viene da Quinto di Treviso. Quinto di Treviso, e lì cosa fa? Quinto di Treviso, io faccio il cuoco di professione, quindi Ma il Musetto è il suo piatto preferito o altre? diciamo che in questo momento, in questa serata particolare, preferito. questo è il piatto preferito. Ha qualche segreto nel suo Musetto che si può dire? No, cerchiamo di farli bollire bene, Farlo bene? che è importante. Ma la regola principale del Musetto qual è? Che è il pete. Ecco. Beh, la differenza fra il cotechino modenese e il Musetto non è tantissima. Diciamo che abbiamo delle lavorazioni particolari che rispecchiano le tradizioni di questo paese ed è giusto che siano portate avanti e che non si devono dimenticare. Diciamo che il cotechino modenese, che è un articolo che, essendoci più dedicato delle grandi industrie, cerca di incontrare i gusti della gente, perciò un prodotto un pochettino più dolce, meno saporito, che invece nel Musetto abbiamo delle aromatizzazioni un pochettino più importanti, soprattutto col pepe, che invece nel modenese, nel cotechino tipico di Modena, non si riscontrano. Uno solo sarà il campione del mondo. Tra 75 contendenti che provengono da tutto il nord Italia, compreso 3 baseleghe, Trentino, Friuli Venezia Giulia, dove non hanno una vocale giusta a pagarla oro, il Veneto, la Lombardia. Tra tutti questi solo uno sarà il campione del mondo. E questi signori lo hanno assaggiato, lo hanno scelto, lo hanno proclamato. Il campione del mondo 2026 è l'azienda agricola Raccanello Riccardo di Pieve del Grappa. Non mi ricordo tutto il pregresso, però voglio dirti questo: mi sento e ho il diritto e l'onore e l'onere di proclamarti quinto Enneo campione del mondo del Musetto 2026. Complimenti! Credo che intanto il segreto del nostro Musetto, quello della nostra azienda, sia comunque la tradizione e gli ingredienti genuini, con i maiali allevati di casa, con i prodotti coltivati dalla nostra azienda. Ecco. Una bella vittoria anche per Pieve del Grappa. Beh, sicuramente per Pieve del Grappa, che è il primo anno che partecipa a questo evento, è comunque un orgoglio rappresentare il paese e con la vittoria credo che portare a casa il trofeo sia la migliore gratitudine per tutto il paese, insomma, ecco.